Dopo la vittoria nell'anticipo da parte dell'Alghero, la capolista cerca un nuovo allungo e non sarà semplice perché davanti c'è una squadra che alle grandi di questo torneo ha saputo mettere lo sgambetto più volte. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Franco Frogheri di Nuoro per la 25esima giornata, l'ottava del girone di ritorno. Scendono in campo Nuorese e Coghinas. Ruibal verso il centro, arriva il fischio dell'arbitro. Ruibal cerca direttamente la porta, qui giù con il brivido, incespica sul pallone, prova a intervenire Valpablo ma Pudu resiste, vince un altro rimpallo, poi Greco gli tocca il pallone che diventa buono per Rivera, il cross appena lungo per Piredda, la recupera Gobbi, porta la palla a Pudu, attenzione all'intervento pulito in scivolata di Radovanovic, servito Ruibal cerca di guadagnare l'area di rigore, lo fa Ruibal, vince anche un rimpallo Ruibal e poi l'intervento di Emerson. Arriva il fischio dell'arbitro, Alessio De Murtas, va via Alessio De Murtas, prova a guadagnare l'area di rigore, converge De Murtas, il destro di De Murtas diventa un assist per Rivera! Il vantaggio della Nuorese, ma c'è la bandierina alzata. Posizione irregolare di Nacho Rivera che di testa l'aveva messa verso il secondo palo. Per Peana, spazio per avanzare Peana, gioca a destra per Pudu. Pudu inseguito da Greco, prova ad andare avanti Pudu, la mette al centro per De Murtas che colpisce di testa, palla sul fondo, difesa, battuta di Cocco verso il centro, il colpo di testa di Piredda, la traversa, anzi il colpo di testa è stato di Manfredi, poi Piredda ha provato a correggere ma era in posizione di fuorigioco. Stefano De Murtas in avanti a cercare Ruggeri, scavalcato dal pallone Serra, Ruggeri riesce a mettere giù il destro di Ruggeri, centrale, blocca Gobbi senza problemi, deve arretrare Ruiu per andare su questo pallone, poi Gobbi in anticipo su Piredda e Lollia va ad anticipare Pudu che poi gli ruba il pallone, Pudu serve Piredda, col sinistro di Piredda che va sulla schiena di Serra, non riesce ad evitare il calcio d'angolo Gobbi. Milia che finisce a terra, gioco che prosegue con Ruibali, giochi di gambe, la palla al centro, si ma si è alzata la bandierina del guardaline. Traiettoria a uscire per Stefano De Murtas, il pallone al centro, ci prova Piredda anticipato dall'intervento di Valpablo, Alessio De Murtas apre nuovamente su Stefano De Murtas, altro cross verso il centro e scavalcato dal pallone Gobbi, che però era in controllo, palla a fondo campo, si avvicina a ricevere Ruiu. Battuta verso il centro di Milia, il colpo di testa schiacciato di Tugulu. Arriva adesso il fischio del signor Mulas, va Emerson verso il centro, pallone che sfila e ci sarà calcio d'angolo. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Coghinas. Va Emerson, pallone in avanti nella zona di Manfredi, la spizzata e poi rischia l'autogol. Il Coghinas, l'ultimo tocco è stato forse di Ruiu, che arriva in questo momento, parte Emerson, Gobbi non azzarda la presa, ancora Emerson col destro a mettere il cross, battuta lunga di Emerson verso il centro, Valpablo e poi la deviazione di Manfredi, Gobbi e Mauro Ruggeri la mette fuori, grande occasione per la Nuorese, doppia occasione con Manfredi. Pudu vince il rimpallo con Milia, ancora Pudu, riesce a far scorrere per Rivera, Rivera al centro per Ruggeri, la chiusura di Tugulu, pallone buono per Manfredi che calcia male e sopra la traversa. Le raccomandazioni del signor Mulas, il giocatore in barriera, il fischio, la battuta di Emerson verso il centro dell'area, Ngoi e la palla in rete, ha segnato la Nuorese, ha segnato Emil Ngoi al 47esimo minuto, ha fatto valere tutta la sua stazza il giocatore congolese e avanti la squadra di casa, la sblocca Ngoi sull'invito di Emerson, dal calcio di punizione esplode il Franco Frogheri, affronta Ruibal, prova ad andare via Bonfigli, si porta la palla fino alla bandierina, viene raddoppiato Bonfigli, pallone che non esce, arriva il triplice fischio salutato dall'entusiasmo del Franco Frogheri, la Nuorese coglie 3 punti d'oro da questa sfida contro il Coghinas
vittoria sofferta per la squadra di Prastaro che la sblocca al 92esimo minuto.